Andiamo in cerca di qualche ospite particolare qui a Calici di Stelle, seguitemi. Amico Mirabella è qui con noi, amico Mirabella è qui con noi per parlare a Calici di Stelle, al buon vino e alla cultura del vino e dell'enogastronomia. Condivido in pieno e brindo agli ospiti con parsimonia, con misura, brindo agli ospiti così gentili e generosi e credo che di poter raggiungere che certe fraternità, certe amicizie si rafforzino proprio nella gioviale convivialità del brindisi. Ve lo avevamo promesso, siamo oggi a Cortina, una giornata stupenda, ma perché siamo a Cortina? Dunque oggi è la giornata di Calici di Stelle all'Hotel della Poste, benvenuti a tutti quanti, una giornata stupenda e fortunata. Ma naturalmente Cortina è una grande località sciistica e infatti qui si svolgeranno i mondiali. Esatto, sì, i mondiali di sci alpino per il 2021, però c'è da dire che Cortina forse è più bella d'estate perché c'è possibilità di fare tantissimi sport, bici, trekking. Siamo al 20° anno di Calici di Stelle, la 21ª edizione e ormai è diventato il vero appuntamento enogastronomico dell'estate. Siamo felicissimi di essere qui a Cortina, in questa cornice importante, in questa perla dell'Italia, delle Dolomiti, quindi grazie al Comune di Cortina, ma grazie a Venezia e a Maria Botter che per il 5° anno portano Calici di Stelle, il movimento e le cantine sue socie in questo bellissimo luogo. Siamo a Cortina e non potevamo non avere come ospite il sindaco di Cortina. Una grande manifestazione, Calici sotto le stelle, che si ripete ancora una volta in questo scenario magnifico. Assolutamente sì, non potevo mancare a questo che ormai è diventato uno degli appuntamenti centrali dell'estate cortinese. Qui in questa all'Hotel Posta, in centro a Cortina, direi che effettivamente questa è una bellissima serata, vedo molta gente, quindi anche per noi come nuova amministrazione è comunque orgoglio poterla ospitare nel nostro paese. Una battuta anche da questi ospiti, buonasera. Buonasera. Buonasera, tutto bene? Giappone, benissimo. Anche dal Giappone qui a Calici di Stelle, come potete vedere. Cin cin. Cin cin. Grazie. Allora, come va? Siamo quasi alla fine del primo step. Primo round, molto bene, siamo contentissimi, tantissima affluenza, vedo sono tutti felici, abbiamo coinvolto anche gli amici giapponesi che abbiamo in albergo e apprezzano molto il nostro vino. Quindi... Abbiamo avuto anche una sorpresa, la visita del primo cittadino, il sindaco di Cortina. Il sindaco Gianpietro Ghedina, sì, abbiamo avuto questa sorpresa e poi anche il professor Mirabella. Rovereto. Come mai qui a Calici di Stelle a Cortina? Ci siamo ritrovate a metà strada perché abitiamo a metà strada e quindi abbiamo detto dai facciamo un salto qui e ci piacciono i vini, quindi buoni. Una bella occasione, no? Sì, una serata esclusiva, poi il tempo merita, quindi perché no? Molto bene, molto interessante, poi il contesto qua nelle Dolomiti è fantastico, quindi in qualche modo che non si annunciava così qualche ora fa, giusto? No, in effetti salendo pioveva e quindi adesso è uno spettacolo, chissà che stasera si veda anche qualche stella cadente. Beh, ma non finisce qui, voi pensavate già che avessimo accantonato le interviste? No, ne abbiamo ancora per voi, seguitemi. Ci devi presentare le tue amiche.
Perché abbiamo qui delle bellissime ragazze e sono venute qui a Calici di Stelle perché? Perché? Piacere Tania, direttamente da Jesolo, solo per Calici di Stelle. Ma pensate da Jesolo a Cortina per Calici di Stelle? Ho rinunciato al Ferragosto jesolano per venire a Calici di Stelle. Sono Ampezzana Doc, conosco Mary da 5 anni, collaboriamo a stretto giro tantissimo e quest'anno finalmente sono ospite. Da Treviso, giustamente, e sono qui per Calice di Stelle. Come ti è sembrata la giornata? Molto bella. Un vino in particolare che ti ha colpito? Tutti buoni? Sono tutti buoni, è difficile trovare un vino cattivo. Continuiamo perché non è mica finita la serata, adesso le luci incominciano ad abbassarsi, c'è anche più atmosfera, vero? Sì, c'è atmosfera, è bello, continuiamo a disgustare e poi c'è la cena.